Buonasera dall'inviato speciale MEC TV Antonio Rizzo. Questa sera andiamo a intervistare un personaggio a dir poco storico di Nave Vittorio Veneto, ossia il signor Liuzzi, Ciccio Liuzzi per gli amici. Vediamo. Buonasera signor Liuzzi, ci dica qualcosa di lei, del suo lavoro, della sua componente, quello che fa normalmente a bordo durante il giorno, la sera o la notte. Buonasera a tutto il Vittorio Veneto, all'equipaggio del Vittorio Veneto. Nulla, cosa faccio io, cosa fa la mia componente? Ecco, la mia componente lo vedono un po' tutti, è sempre sotto gli occhi di tutto l'equipaggio, in ogni parte, in ogni camerino, in ogni luogo della nave c'è sempre qualcosa di elettrico, pertanto abbiamo sempre da fare. Quando c'è la corrente? Quando c'è sempre, perché se non c'è corrente, ahimè... Vabbè, ci sono dei gruppi di continuità? No, a bordo non abbiamo gruppi di continuità, però riusciamo a portare avanti il nostro servizio, anzi riescono i miei ragazzi a portare avanti il servizio in modo esemplare. Grazie. Perché non ci racconta un aneddoto della Seconda Guerra Mondiale o magari del suo imbarco sul Monte Cuccoli durante la Seconda Guerra Mondiale? No, non riesco ad avere ricordi del Monte Cuccoli. Il Monte Cuccoli, gli unici ricordi che ho sono di mio padre che è stato imbarcato su quella famosa nave. Io non sono stato imbarcato, io ricordo solo l'ultimo Garibaldi, quello che non l'ultimo, quello attuale, ma il precedente, che lo vidi andare via dalla base di Taranto per non so dove, dicono per la Gillette, qualcosa del genere, però non so dove andava. Ci hanno fatto le famose lamette? Ma, credo, non lo so, sarà stato un po' sciolto in qualche parte, in qualche fonderia, da qualche altra parte, non lo so. Va benissimo. Hemingway, ne avrà sentito parlare lei? Un famoso scrittore, ma si vocifera in giro che Hemingway si sia ispirato per la sua opera Il vecchio e il mare, si sia ispirato proprio a lei, ma che cosa c'è di vero in tutto questo? C'è di vero che lui un giorno mi chiamò e volle sapere un po' della mia vita, la mia vita di lupo di mare, e nulla, gli dissi un po' come l'ho portata avanti, come ho vissuto questa vita. Mi ricordo che Hemingway eravamo in una famosa isola, adesso non ricordo veramente, comunque gli ho insegnato parecchie cose a Hemingway. Io non c'ero, comunque avete fatto 50-50 poi con i guadagni? Di cosa? Del libro? Del libro? Del libro? Sì, abbiamo fatto 50-50. Ok, grazie. Ci confidi un piccolo segreto. Sono state più le donne che lei ha conosciuto durante la sua vita da marinaio o gli ammaina bandiere senza audio e le stecche della rock sul Nave Veneto? Le donne che ho conosciuto non sono state molte. C'è da dire che da quando ho conosciuto mia moglie altre donne non ce ne sono state. Prima dell'attuale donna che è mia moglie, ne ho conosciute tante. Per quanto riguarda l'ammaina bandiera, sì, c'è stata un'ammaina bandiera silenziosa, però non è dipeso dalla componente elettrica, perché su dalla plancia c'è stato un piccolo errore non voluto e allora è successo quello che è successo. Quindi lei pubblicamente adesso può non scusarsi, può dichiarare effettivamente che signor, non è stata colpa di Ciccio, quindi è inutile dire la prossima volta la facciamo a mo' di karaoke, ce lo ripeta. Non è stata colpa di Ciccio e in più dico che quel sistema, quell'accrocchio su in plancia è stato costruito da Ciccio per poter dare la possibilità in ogni porto che il Veneto ha toccato di sentire, di mettere su quella cassetta dell'inno nazionale del paese ospitante e il nostro, pertanto è il mio quell'accrocco, caro capo Bellomo, che è su in plancia e mi raccomando conservalo con cura. Ok, grazie. Si vocifera circa una sua relazione morbosa con un gruppetto di cinesine e che non sopporterebbe di essere improvvisamente abbandonato da loro, specialmente durante i cocktail a bordo di questa nave. Me le sogno la notte queste cinesine, e me le sogno la notte. La luce è accesa o spenta?
Vabbè, lo preferisco tenere per me, me le sogno la notte, però ahimè non sono solo con queste cinesine, c'è un'altra persona con me, è una specie di, tra virgolette, un'orgia, c'è sempre Capo Giannico in mezzo a queste cinesine, non riesco mai a essere solo con queste cinesine, però va sempre bene, alla fine va bene, non è un incubo, però è un sogno a lieto fine. Quindi è per questo che durante i cocktail si vede sempre Capo Giannico, ronzargli intorno. Cioè, dove sta Liuzzi, dove sta Capo Giannico? È per questo allora, perché volete dividervi quel famoso gruppetto di cinesine. Sì, sì, vogliamo dividercelo e credo che riusciamo a dividerlo per bene e a farlo funzionare per bene. Diamo tempo al tempo, a 1° novembre possiamo fare tutto quello che vogliamo, dai. Sì, dal 1° novembre in poi ogni cinesina prenderà la sua strada, io prenderò la mia, non so, forse me ne porterò qualcuna a Livorno, ora vediamo se ci riesco. Parliamo di un suo sogno nel cassetto. Ci dica, è vero che lei da tantissimo tempo ha un sogno nel cassetto, un desiderio fino adesso irrealizzato, cioè quello di essere al comando di un incrociatore, anzi no, dell'incrociatore della Marina Militare. È vero o no? Non è un sogno nel cassetto essere il comandante di un incrociatore. È già tanto che faccio parte di un equipaggio di un incrociatore come il Vittorio Veneto, è già tanto e ne vado fiero. Ne vado fiero e peccato che sta finendo, però ogni cosa prima o poi finisce. Mi rimarrà un bellissimo ricordo del Vittorio Veneto, dei comandanti che sono stati sul Vittorio Veneto, che si sono succeduti, e per me è motivo di orgoglio, ripeto. Oddio, se poi magari qualche volta ho tentato così di dare ordini in plancia, ma è stato così, solo un gioco, appunto, e basta. Però ripeto, per me è già tanto far parte di questo equipaggio. Quindi quel sogno lei lo ritiene ormai realizzato ed appagato, è una cosa già appagata, non ha più quel sogno di essere comandante in quanto già ci ha fatto la prova, ci ha giocato per questo. Sì, era solo un gioco e non... conosco le mie potenzialità, so dove arrivo, pertanto non sarei mai stato capace di comandare un incrociatore, non sono così velleitario. Signor Liuzzi, in una delle ultime puntate c'è stata una dichiarazione del Commi sui diversi reparti, diciamo. Ha detto qualcosa anche riguardo il sistema nave. Lei si sente in qualche modo coinvolto in questa dichiarazione? Questo non per fare polemiche, cioè almeno non per farne poche, insomma, lei si sente coinvolto? So che da quando è imbarcato il commissario non sa quello che dice e a tutt'oggi vedo che non sa dove si trova. Il commissario deve sapere che il primo reparto di questo famoso incrociatore, il primo reparto in assoluto è il reparto sistema nave. Questa nave senza il reparto, senza l'equipaggio, senza il personale del reparto sistema nave non va da nessuna parte. Pertanto il commissario ha sbagliato a dire il reparto logistico è il migliore, il primo, no, perché senza di noi l'equipaggio, il reparto logistico non fa i suoi panini, non fa le sue falfarre al salmone, non fa, cosa vi devo dire, i suoi cocktail. Siamo noi il primo reparto, non c'è ombra di dubbio, caro commissario. Questo l'avevo già detto al suo carissimo amico Palmisano. Rimaniamo sempre noi, sempre ed esclusivamente noi. Quindi non è vero che il reparto operazioni è il reparto che porta in giro la nave, cioè queste sono le testuali parole del Commi, quindi lei smentisce queste parole del Commi? No, siamo noi che portiamo in giro la nave e il reparto operazioni, siamo noi che vi portiamo a spasso in giro per i mari e per i porti del mondo. Senza di noi non andate da nessuna parte. Diceva un famoso comandante, l'elica gira e la nave va. Bene, signor Liuzzi, la ringrazio per questa sera, è stato molto gentile. Per questa sera è tutto da Antonio Rizzo, inviato di MacTV. Cercheremo di risolvere il dilemma di chi è che ci porta in giro, ma magari in una prossima puntata. Grazie, arrivederci.